Presidente Serracchiani, un grande evento, una grande promozione per il territorio e il Giro d'Italia ritorna in Friuli Venezia Giulia. Sì, davvero una grandissima occasione che abbiamo voluto sfruttare al massimo, spalmando, diciamo così, questa possibilità di promozione del nostro territorio su 3 giorni, quindi non soltanto la tappa, importante anche perché tocca una parte del nostro territorio forse meno conosciuta ma assolutamente bella come le valli del Natisone. Parte da Palmanova, arriva a Cividale, credo che sia anche interessante appunto aver prolungato la permanenza del Giro attraverso la Gran Fondo nella domenica successiva che auspichiamo porterà grande interesse e anche numerose presenze nel nostro territorio. Una sinergia Regione-Giro d'Italia che prosegue. Sì, devo dire che prosegue anche in modo molto proficuo, anche perché rispetto allo scorso anno appunto abbiamo mantenuto la qualità della tappa ma anche la capacità di aggiungere degli eventi e quindi insomma ci prepariamo davvero all'ennesima occasione per essere conosciuti in tutto il mondo. Assessore Bolzonello, il Giro d'Italia torna in Friuli Venezia Giulia, ma non torna, come lei ha detto, solo per una tappa. C'è qualcosa di più nella collaborazione tra l'istituzione Friuli Venezia Giulia e RCS Sport. È proprio così, non è solo l'acquisto di una tappa del Giro d'Italia e quindi un mero esercizio economico, ma è un progetto turistico, un progetto di promozione delle nostre terre molto significativo. In questo caso abbiamo scelto le valli del Natisone, le valli del Torre, territori non conosciuti ma di una potenzialità straordinaria, a tutt'oggi inespressa. Abbiamo scelto quindi di avere la tappa del Giro d'Italia il venerdì e poi l'organizzazione la domenica della Gran Fondo sempre da parte di RCS, quindi un evento turistico che porterà in Friuli Venezia Giulia veramente moltissime persone. I cicloturisti, gli amatori potranno fare la stessa tappa del Giro d'Italia appena corsa il venerdì la domenica e quindi avere l'emozione di cimentarsi su un percorso dove i grandi campioni avranno combattuto per la maglia rosa. Il Friuli Venezia Giulia punta dunque sempre di più sul cicloturismo. Assolutamente sì, il cicloturismo è una delle grandi sfide che il turismo odierno ci offre, quindi costruzione di ciclovie, capacità di accogliere i cicloturisti che sono sempre più importanti e questo parliamo quindi di cicloturismo lento, la capacità di raccontare un territorio e di frequentarlo attraverso il prodotto bicicletta. Dall'altra parte invece anche tutta la parte legata al mondo dello sport e quindi i grandi eventi sportivi, però corsi dagli amatori, corsi da coloro che ogni sabato, ogni domenica vanno a cimentarsi per il proprio benessere psicofisico e la propria voglia di conoscere territori. Ecco che allora, mettendo assieme queste due cose, abbiamo sicuramente un grande valore aggiunto.